Ottava corsa, una prova per femmine di 3 anni, non vincitrici, 4.000 in carriera. 9 al via, 1 Eli Step, 2 Estelle, 3 Eva Key, 4 Electra Lam, 5 Electra ZS, 6 Evita Trio, in seconda fila 7 Enigma C, 8 Erbaluce C, 9 Esther Pan. Favorita Estelle, Lorenzo Baldi, numero 2 dello schieramento. Macchina che accelera. Problemi per Erbaluce, sì. Sbaglia Electra Lam. Electra ZS, subito al comando, con Estelle che cerca di rimanere lì, a largo insiste però Evita Trio. Sbaglia Electra ZS, sbaglia Estelle, sbaglia Eli Step. Numero 5 Electra ZS squalificato. Numero 1 Eli Step squalificato. Numero 2 Estelle squalificato. In quarta Esther Pan. Primi 200 metri in 15.8, ha preso la testa Evita Trio, che guida lo sparuto drappello, 32 per i primi 400 metri. Evita il comando Eva Key in seconda posizione, in terza Enigma C, in quarta c'è Esther Pan, mentre si sono ricongiunte Electra Lam e Erbaluce C dopo la rottura iniziale. 48,8 per i primi 600 metri di corsa, va molto piano, Paolo Leoni al comando, d'altronde nessuno muove al largo e lui fa i propri comodi. E così gli 800 se ne vanno in un molto tranquillo 1, 5 e 6. Cerca di muovere dalla seconda posizione Eva Key, mentre sposta con maggior decisione dalla quarta posizione Esther Pan, che prova a risalire. Quando siamo al chilometro, 1000 di gara che se ne vanno in 1,22 e 3. Evita Trio al comando, nella sua scia Eva Key, di fuori Esther Pan, allo steccato Enigma C. Quando siamo a 450 metri dalla conclusione, allunga la battistrada, fa 1,37,1 in 1.200, ma con un 14,8 di frazione. Numero 8 Erbaluce SI squalificato. Ha spostato al largo Eva Key. Va in terza ruota Esther Pan, che cerca di ingambarsi, ha guadagnato posizioni di dentro Enigma C. La piegata conclusiva passata in 15,3 da Evita Trio, che è in vantaggio nei confronti di Enigma C, che si infila di dentro. Al largo Esther Pan, è ancora in vantaggio Evita Trio nei confronti di Enigma C ed Esther Pan. Nel finale Evita Trio che vince nei confronti di Enigma C, Esther Pan al terzo posto. 30,5 a chiudere. Paolo Leoni in salchi ad Evita Trio, Marco Azzaroni al training, i colori della scuderia Trio. La prima a transitare sul palo è Evita Trio.